Ecco, siamo in collegamento, l'avevamo anticipato prima, con la dottoressa Bianca Caruso, che è direttore della rete ospedaliera dell'USL di Ravenna. Ecco, vorrei che Pietro facesse una domanda alla dottoressa Caruso sui nuovi criteri, eccetera, eccetera. Adesso, nel corso della trasmissione, abbiamo affrontato anche i cambiamenti della riorganizzazione sanitaria in corso anche in questa regione. Ci puoi esporre quali sono i principali elementi, a partire anche quello dallo standard dei ricoveri ospedalieri che adesso sono posti come obiettivo? Dunque, il decreto Balduzzi, più noto come Spending Review dell'agosto del 2012, ha stabilito uno standard diverso rispetto all'attuale, che è quello della media dei 3,0 posti letto ogni 1000 abitanti, di questo 3,7 lo 0,7 per lungodegenza e riabilitazione. Diciamo che nella nostra regione noi abbiamo orientativamente uno standard di 4,6, compresi ovviamente posti letto pubblici e privati accreditati. All'interno dell'azienda che io rappresento, ad esempio, noi ci attestiamo appunto anche noi su uno standard di 4,6, di cui 3,9 per acuti e 0,8 per la riabilitazione. Si tratta quindi di andare più che a ridurre, riorganizzare. Effettivamente la legge Balduzzi stabiliva che ci sarebbe stato un regolamento, cosiddetto regolamento degli standard, che poi ad oggi ancora non è uscito ed è in discussione nel atto di stabilità appunto per il 2014, quindi con la legge finanziaria. In ogni caso, più che tagli, si tratta di riorganizzare. Già la nostra regione ha stabilito che entro il 31/12/2013 si devono chiudere i posti letto di day hospital medico, non oncologico e non riabilitativo, cioè quei posti letto che sono pur sempre posti letto anche se di day hospital, ma che permettono ai pazienti di essere trattati diciamo con un ricovero. Ecco, alcune patologie mediche, quindi non chirurgiche, possono essere trattate lo stesso in regime ambulatoriale o in regime cosiddetto di day service, cioè pacchetti ambulatoriali complessi. Quindi già questa è una grossa riduzione che viene fatta attraverso una trasformazione organizzativa che non penalizza il cittadino, perché il cittadino trova lo stesso la sua prestazione organizzata dal punto di vista sanitario e amministrativo diversamente. Analogamente la riduzione, se vogliamo così parlare di riduzione degli altri posti letto per acuti, verrà fatta attraverso delle trasformazioni, delle riorganizzazioni. L'obiettivo è quello di fare in modo che il cittadino non si accorga di questa riduzione in senso negativo, ma anzi sia l'occasione per trasformare l'assistenza dal punto di vista qualitativo in maniera più elevata, e questo è possibile. E questo è collegato anche al fatto che abbiamo presentato i dati della Corte dei Conti sulla spesa sanitaria, che si fermano ovviamente al 2010. Quella tendenza alla riduzione, tra virgolette, delle perdite, anche limitate in alcune aziende sanitarie, secondo l'angolo dell'osservazione che state seguendo, continua o ci sono alti e bassi? Cioè si è fermato quel processo di riduzione della spesa? No, assolutamente no, nel senso che noi siamo tra una regione, e quindi anche l'azienda che rappresento in particolar modo, che ha un controllo dei costi assolutamente molto attento ed elevato. Questo controllo dei costi si fa valutando appunto trimestralmente come sta andando l'attività, ma soprattutto controllando l'appropriatezza delle prestazioni, perché diciamo un serbatoio economico molto importante è il costo della non qualità. Facendo prestazioni appropriate di qualità si possono recuperare poi delle quote economiche che servono per gli investimenti, per le attrezzature, per il personale. Bene, grazie. Grazie dottoressa. Ciao. Grazie. Arrivederci. Dunque, noi avremo un contributo ancora, lo usiamo, poi vediamo il tempo che ci rimane, su un'intervista al sindaco di Forlì, Roberto Balzani. Sai che c'è una polemica sull'area in corso. vasta. Esatto, sull'area vasta, quindi una USL riunita. Tra l'altro credo, Leonello, di darti poi al termine di questa intervista un contributo ulteriore. Bene, allora vediamo di vedere questo servizio. Quello che accadrà è la fusione di 4 aziende dell'unità sanitaria locale in un'unica Romagnola, che diventerà una delle
più importanti d'Italia, con oltre 1 milione di persone e circa 2,2 miliardi di spesa corrente. Ora, la preoccupazione nostra dei territori è quella di essere protagonisti di questo passaggio, perché da un lato avremo un direttore generale onnipotente con un'enorme capacità decisionale e anche di spesa, e dall'altra parte con una conferenza degli enti sparpagliata in 75 comuni, evidentemente abbiamo bisogno di una forte logica cooperativa e non competitiva interna alla conferenza per poter sviluppare un'autentica politica di area vasta dal basso. Questa è la preoccupazione di Forlì, cioè non tanto proteggere se stessa, diciamo così, ma creare un meccanismo cooperativo che possa diventare lo strumento attraverso il quale i sindaci continuano a contare nella sanità della Romagna e non vengono invece sopraffatti dalla tecnocrazia di Bologna. A livello pratico, proprio per i cittadini, per i servizi e per i cittadini sono previsti quali tagli? Ma in questo momento l'ASL parte con i servizi che ci sono e le strutture che ci sono. È evidente che in una programmazione di medio periodo, anche perché ci sarà una nuova legge sugli ospedali a breve che li dovrebbe riclassificare, potrebbero esserci delle riorganizzazioni territoriali tali per cui i cittadini potrebbero doversi spostare all'interno del territorio romagnolo molto più di quanto non sia capitato fino ad ora. Ora, anche per questo motivo noi chiediamo di avere, come dire, una certa compattezza e uno strumento che ci costringa ad andare d'accordo come romagnoli, che è poi il nostro problema principale, proprio per essere efficaci anche nell'intercettare la domanda dei cittadini e interpretarla al meglio. Tu hai qualcosa da aggiungere, mi sembra brevemente? Sì, Leonello, sì, perché questo servizio, che pure non è certo datato, ha un aggiornamento di pochissimi giorni fa, di un paio di giorni fa, dove queste domande che Balzani ha posto di fatto alla Regione in parte sono state accolte. In che senso? Nelle interviste che ha concesso proprio successivamente 2 giorni fa ha aggiornato il dato, perché i comuni romagnoli nella conferenza sanitaria di questa nuova AUSL unica che nascerà all'inizio del 2014 avranno un ruolo importante i sindaci, sia nel determinare la nomina del direttore generale, sia nell'indicare alcuni criteri per i piani attuativi locali, che sono il progetto più importante di programmazione sanitaria sui territori. Diciamo che queste critiche che Balzani e altri sindaci, soprattutto quelli del compressore Forlivese, hanno fatto, sono state in parte accolte, ma poi Leonello vedremo come funzioneranno nel 2014 direttamente. Certo. Ecco, mi dicono che c'è anche un altro contributo che direi molto importante, perché tocca un argomento molto importante, purtroppo a volte, anzi quasi sempre drammatico, che è la prevenzione dei tumori. Vogliamo vederlo sempre di Annalisa Bertasi. Prevenire significa fornire a ciascuno di noi gli strumenti principali con cui difendere la salute e, quando questa è minacciata, fare in modo di curarla nella maniera meno invasiva e più efficace. Se il concetto è applicabile ad ogni forma di analisi preventiva, sono 3 in particolare i programmi di screening che la Regione Emilia-Romagna incentiva: diagnosi preventiva del tumore al collo dell'utero, del tumore alla mammella e del colon retto. Tra questi, il programma di screening più antico e radicato in provincia di Ferrara è quello dedicato alla prevenzione del carcinoma del collo dell'utero, che rappresenta un vanto della provincia, poiché proprio a Ferrara fu introdotto il primo programma italiano ed europeo per la prevenzione di questo tipo di tumore. E adesso un gran numero di donne ferraresi si avvicina regolarmente al PAP test. Noi stiamo registrando adesso il tasso più basso di carcinomi del collo, adesso qui a Ferrara il tasso più basso di carcinomi del collo dell'utero, il più basso in assoluto, ed è del 2,5 per 100.000, è proprio nelle pazienti che regolarmente hanno fatto il PAP test. Da qui l'importanza dell'infondere nella popolazione la cultura della prevenzione primaria, ovvero seguire stili di vita corretti e sani, e prevenzione secondaria o diagnosi precoce.
I carcinomi invasivi sono 1/10 delle lesioni perineoplastiche, vuol dire che noi con questa attività diagnostica, con i controlli a cui siamo sottoposti, con la qualità del programma in generale e della diagnostica in particolare, riusciamo a prevenire 9 carcinomi su 10. Perciò responsabilizzare tutte le donne ad avvicinarsi a questi programmi di screening secondo me è il punto più importante, perché senza di loro noi non facciamo nulla, non esistiamo. Ecco, riprendiamo questo quadro che si sta allargando sempre di più sulla sanità, un intervento e un contributo sempre di Annalisa Bertasi, mi sembra, oppure no, di Sara Sintoni, chiedo scusa alla collega, del Presidente della provincia di Ravenna sempre sotto il profilo della sanità. Questo è un passaggio nel quale ci possono essere alcune diciamo, modifiche strutturali del nostro sistema, sia a Ravenna sia in ambito romagnolo, che ci consentono di pensare, pur in un momento di difficoltà economica, ad un modello più avanzato, perché quello che è mancato fino ad oggi al territorio nel suo complesso è stata la capacità di fare anche sulle politiche sanitarie davvero sistema, quindi di valorizzare il bacino di utenza di 1.100.000 abitanti, che è quello romagnolo. Facendo questo in parte si riescono a recuperare risorse razionalizzando una serie di interventi e poi si riesce davvero ad affermare il nostro sistema sui livelli più elevati della qualità che sono previsti anche dagli standard internazionali. Non che oggi la sanità dell'Emilia Romagna sia indietro, è sicuramente una delle più avanzate d'Italia e del mondo, ma come tutte le cose ha bisogno di essere trasformata per stare al passo coi tempi. Io credo che se siamo bravi questa trasformazione ci consente di stare al passo coi tempi e anche di razionalizzare i costi che, spalmati su 1.100.000 abitanti e anziché su 4 aziende autonome su una sola, possono essere più compatibili. Non so se abbiamo anche il tempo per vedere un'eccellenza che riguarda Ferrara, e cioè l'ospedale Sant'Anna. Poi credo che sia abbondante il quadro e possiamo anche chiudere. Non so la regia se ce lo manda. La nascita del polo ospedaliero di Cona, nuova sede dell'Arciospedale Sant'Anna, delocalizzato per necessità logistiche e strutturali dal centro storico a 5 km dal centro cittadino, apre una serie di dibattiti inerenti principalmente alle modalità di sviluppo sostenibile e di accessibilità. Servizi che l'ospedale ha garantito in quest'anno di attività possono essere riassunti appunto in 2 dati: oltre 30.000 dimissioni, oltre 2 milioni di prestazioni ambulatoriali, 70.000 accessi al pronto soccorso. Poiché questi dati sicuramente non diminuiranno, ma aumenteranno anche in funzione del rimodellamento organizzativo della sanità provinciale, il sistema dei trasporti che garantisce i pazienti, i parenti, ma anche gli studenti, i professori e tutti i cittadini dovrà essere sicuramente sviluppato ulteriormente. Ad oggi sono circa 5.000 le vetture che ogni giorno transitano per Cona. L'obiettivo dei prossimi anni è ridurre il ricorso all'automobile implementando i servizi su rotaia e su gomma. Un'accortezza e una necessità al fine di tutelare le categorie più fragili, come ad esempio gli anziani, che ogni giorno usufruiscono dei servizi ospedalieri. E la garanzia dei servizi per le persone fragili è uno dei must, degli obblighi ai quali l'azienda ospedaliera ovviamente è particolarmente attenta. Noi produrremo dati e informazioni che possano diventare strumenti per riprogrammare anche le attività di trasporto. Malattie infettive, c'è un ultimo contributo mi sembra, vediamo quello e poi chiudiamo. Prosegue l'allerta sul territorio veneto ed emiliano-romagnolo per la presenza del virus West Nile, una malattia non nuova dato che i primi casi registrati sul territorio italiano risalgono al 1998. Casi sporadici sono stati riportati negli anni seguenti nella zona delle province di Ferrara, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia, Modena e in Veneto. Dobbiamo dire che la malattia per fortuna non ha prevalentemente un interessamento neurologico, ma ha un decorso di tipo benigno, nel senso che i soggetti che sono esposti al virus si ammalano in percentuale molto limitata, tant'è vero che quelli con patologia neurologica sono meno dell'1%.
In quest'estate 2013 sono 3 i casi di infezione umana registrati in provincia di Ferrara. Veicolo e serbatoio della malattia sono gli uccelli migratori che solitamente popolano le aree umide del nostro territorio, mentre per quanto riguarda la diffusione del virus, la responsabile è la comune zanzara domestica, la zanzara Culex pipiens, che occasionalmente può trasmettere l'infezione a vertebrati come cavalli e appunto esseri umani. L'uomo è recettivo soprattutto se ha determinate caratteristiche anche dal punto di vista genetico e se sono presenti in particolare delle condizioni di comorbosità come patologie croniche come il diabete insulino dipendente, le malattie croniche degenerative, le condizioni di immunodepressione. Unico modo per difendersi è eliminare i vettori di diffusione della malattia, ovvero le zanzare, attraverso comportamenti responsabili, cioè eliminare tutti i ristagni d'acqua, attraverso le opportune operazioni di disinfestazione e utilizzando prodotti repellenti. Pietro, malattie infettive, ti faccio una domanda, penso che tu avrai sicuramente la risposta, cioè in un mondo dove l'igiene ha più importanza di 2 secoli fa, 1 secolo fa o 20 anni fa, come mai c'è questo ritorno delle malattie infettive? Ma guarda, citiamo quello che è uno dei massimi studiosi, che tra l'altro è riminese e fino a 2 anni fa era il referente del nostro territorio per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il dottor Walter Pasini, lo specialista principale di quella branca che molti irridono, ma in realtà per l'emigrazione è importante, che è la medicina del turismo. Medicina internazionale, branca di una disciplina internazionale. Ma lui ha sostenuto proprio recentemente che questi problemi del ritorno di alcune malattie infettive nascono innanzitutto da un problema delle migrazioni che sono maggiori che nel passato. La promiscuità dei rapporti etero e omosessuali, spesso non protetti nonostante tutti gli allarmi, anche se c'è stata una diminuzione dei casi di AIDS, soprattutto nel territorio emiliano-romagnolo, però non è debellato, il problema non è assolutamente debellato. Ci sono queste nuove forme ormai endemiche del papillomavirus, nonostante ci sia una campagna di vaccinazione molto importante, che ormai è diventata una costante del nostro territorio. E infine, questa è una cosa, Leonello, che secondo me dovremmo capire, è una conseguenza, cambiamenti determinati dal clima. Dal clima, sì. Perché tropicale. una lenta tropicalizzazione, usiamo questa espressione, del clima, che fa sì che innanzitutto noi abbiamo le zanzare fino a Natale e non abbiamo le zanzare tigri in questa fase autunnale, o meglio sono molto diminuite, ma noi conviviamo ormai quasi tutto l'anno con le zanzare e soprattutto con una migrazione delle forme più aggressive, come nel caso delle zanzare tigri o di altre sottospecie, che sono portatrici di malattie assolutamente interessanti, non vengono registrate come tali. Insomma, diciamo, non siamo certamente alle febbri terzane e quartane della malaria del secolo scorso, però la situazione molte volte sfugge e poi si trovano nei reparti infettivi degli ospedali dell'Emilia-Romagna, guarda caso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casi, sono sempre marginali, ma sono in aumento. Certo. Direi che abbiamo dato veramente uno scenario molto completo. Avremo anche altri contributi, ma probabilmente ci manca il tempo. Vogliamo tirare le conclusioni di questo, tra l'altro con un grosso problema che rimane, è stato accennato nel corso degli interventi anche telefonici, cioè il problema dei mesi e mesi di attesa per passare alla visita specialistica. Io credo che tu abbia anche qualche dato. Io ho letto proprio su un quotidiano, addirittura per una tiroide, per una visita specialistica di tiroide, addirittura aspettare quasi 1 anno, ed è una cosa inconcepibile. In che modo si può, Pietro, secondo te, abbiamo sentito anche i medici, ma so che tu ti documenti sempre molto, cioè ci sono queste attese pazzesche? Ma guardate, i dati sono questi: il cosiddetto decreto tagliafile della pubblica amministrazione in campo sanitario ha funzionato poco. Noi non abbiamo i tempi di attesa
che esistono in regioni, diciamo pure i nomi e cognomi, Campania e Lazio, per fare due esempi, siamo invece più virtuosi come la Lombardia e il Veneto. Però vorrei sottolineare un problema che è posto ed emerge tra le righe anche degli interventi che si sono dati in trasmissione. Innanzitutto il fatto che al pronto soccorso ci vanno casi geriatrici. Allora, è chiaro che c'è una responsabilità delle aziende nel non potenziare la prima emergenza con un numero maggiore di medici e personale infermieristico, e su questo non ci piove. Poi c'è un problema di riorganizzazione da parte dei medici di base, Leonello, perché qualsiasi patologia cronica nell'anziano, nell'over 75enne per esempio, viene immediatamente trattata come un'emergenza del pronto soccorso. E questo non è razionale, assolutamente. Nel senso che poi i codici di ingresso crea moltissimo ritardo, e si crea un ingorgo di persone che poi giustamente si arrabbiano perché devono stare per una medicazione che potrebbe essere benissimo fatta in un altro modo delle ore. Un codice giallo vuol dire stare 6, 7, 8, 10 ore in fila in attesa di non sapere. Fra l'altro ci sono continui appelli su questo da parte dei dirigenti, dei responsabili dei pronto soccorso, cioè non venite per un... Sì, però è anche vero, ripeto, che siccome comunque quella è una domanda pressante, io credo che noi come cronisti televisivi e giornalisti della carta stampata sappiamo benissimo che questo è un settore di massima sensibilità. Su questo non c'è destra, sinistra o centro che tenga, perché tutti vogliamo essere curati bene, velocemente, col massimo del rispetto possibile. L'ultima cosa, ecco, una visione diversa ma sintonica, cioè che doveva poi iniziare questa carrellata sul pianeta sanità, e cioè da parte mia c'è, non voglio dire un attacco, ma insomma c'è una leggera polemica sul pianeta sanità, cioè troppi debiti, spese non fatte bene, assolutamente non fatte, insomma c'è un po' una degenerazione fra virgolette. Da parte tua c'è sempre comunque una difesa ad oltranza, no? Di questo pianeta. Perché questa disparità, Pietro? Ma questa disparità nasce dalla nostra diversa visione del rapporto pubblico-privato. Tu hai sempre sostenuto che la sanità, innanzitutto senza l'apporto dei privati, non funzionerebbe così bene. Io dico che la sanità pubblica funziona bene, alle volte funziona meglio, ci troviamo però d'accordo su un punto, che è quella per esempio di battere i ritardi che ci sono. Ti voglio leggere solo un dato sempre del famoso documento della Corte dei Conti. Nella media del triennio ci sono stati 123 giorni di ritardi per i pagamenti ai fornitori dell'Aus di Bologna, 286 nell'Aus di Rimini, triennio naturalmente 2008-2010, Modena 265, insomma mi pare che questo nuovo triennio che si chiuderà nel 2013, spero che questi ritardi li abbia diminuiti. Certo, lo speriamo. I fornitori hanno bisogno tutti, anche loro di essere pagati. Certo. Possiamo, credo, chiudere qui. Torneremo sicuramente più avanti, visto che il lavoro in corso andrà, almeno così ci ha detto la direzione, l'editore, fino a giugno, quindi avremo il tempo eventualmente di ritornare magari su cose specifiche, come il problema oncologico, più specializzate. Oggi abbiamo allargato il perimetro, insomma, della nostra discussione. Ringrazio per gli intervenuti, ringrazio soprattutto la redazione che ci ha dato un aiuto così forte, molto le nostre colleghe, e ci vediamo prossimamente.